Sabato 13 agosto 2011, presso la sala del trono del Palazzo Patriarcale, si sono esibiti Oliver Lakota e Barbara Schmutz in un concerto per tromba e clavicembalo. Sono stati eseguiti brani tratti da Torelli, Lucchesi, Vivaldi, Pavona, Viviani, Walter, Clark e Handel. Sabato 20 agosto 2011, presso la chiesa di Santa Maria in Castello, si è svolto l'evento a Dresda al tempo di Giovan Battista Tiepolo. Il concerto di questa sera è venuto dall'Alessandro Opera di Bologna, formato da specialisti del repertorio, quindi una spinetta, un piccolo clavicembalo, l'arciduto, uno strumento da continuo per eccellenza di questo periodo, flauti, traversieri, lirichi e organo. Penso che in questi anni non abbiamo mai avuto un concerto dove fosse presente un nuovo barocco, anche perché generalmente ci teniamo più bassi come periodo storico. Si sono esibiti Silvia Moroni, Paolo Faldi, Stefano Rocco e Miranda Aureli. Sono stati eseguiti brani tratti da Heineken, Veracini, Quantz, Hasse e Telemann. Allora, siccome pare che in un affresco di Tiepolo ci sia un ritratto di Platti, Giovanni Platti, un autore che anche lui gravitava intorno a Venezia, risuoniamo un tempo da una sonata, una trio sonata di Platti. Il prossimo appuntamento, l'Officina degli Affetti, si svolgerà presso la Sala del Trono del Palazzo Patriarcale, sabato 27 agosto 2011, alle ore 21. Si esibiranno Marcello De Fant, Sebastiano Severi e Pietro Barbareschi, su musiche di Vivaldi, Garzaroli, Corelli, Albinoni e Tartini.